Si svolgerà domenica mattina alle ore 10:30 una manifestazione in sostegno del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, contro la sua sfiducia. A comunicarlo il Comitato I Cittadini Liberi, una passeggiata a fianco di un'amministrazione che fino ad oggi ha lottato per il risanamento della città con onestà e dedizione. Un lungo commissariamento porterebbe per i sostenitori all'assegnazione del processo di risalita ben avviato. Difendiamo quindi un'amministrazione attiva con un sindaco eletto con il 72% dei voti, conclude il comunicato stampa. Intanto il sindaco Ida Carmini alle prese con le emergenze quotidiane della città, come la recente frana di via Lincoln che ha visto l'evacuazione degli abitanti del complesso e lo smottamento nei pressi della galleria Caos sulla strada statale per Agrigento-Caltanissetta. Ieri si sono fatte sentire molte persone, compresi gli inquilini, chiedendomi di mettermi a disposizione, di non abbandonarli sostanzialmente, perché è chiaro che ci sarà da lottare, da tenere l'attenzione destra e alta su questa situazione che è di pericolo un po' per tutta la città, perché non è che solo questo palazzo interessato da possibili frane e crolli. Sappiamo bene quale sia la situazione nel caso in cui dovesse intervenire un commissario, che per quanto sia non è la persona presente sul territorio a disposizione per ogni evenienza e emergenza. Per questo io continuo a dire: passatevi una mano sulla coscienza, cioè alla fine il commissariamento durerebbe circa un anno e mezzo, mi resterebbero solo pochi mesi per completare il mandato. Zero e Faceto, l'onorevole Sodano la indicava l'altro ieri come probabile sindaco, candidato a sindaco di Agrigento. Potrebbe essere anche un'ipotesi non molto lontana. No, lui diceva appunto che scherzava, era una cosa che mi aveva detto anche così, ma io dico: ho già gestito questa gravissima difficoltà in Empedoclina, per quel che mi sembri e mi risulti non è che Agrigento navighi in acque tanto migliori, anche se non è stato dichiarato alcun dissesto, e io ricordo che il dissesto è un atto dovuto quando ricorrono determinate circostanze e parametri, però si vocifera che la situazione non sia tanto più rosea, quindi già è faticosa un'esperienza di questo tipo. Due, non so se riuscirei a sopportarla, già bisogna sopravvivere un mandato di questo tipo, due è un po' troppo. Intanto la città empedoclina sarà sabato e domenica la trasmissione di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia alle ore 11, che è stata a Porto Empedocle con una sua troupe guidata dall'architetto Gerlando Verruso, che ha fatto anche da cicerone alla conduttrice Claudia Andreatti, guidandola tra le bellezze e le prelibatezze del comune marinaro. La Rai sarà qui a Porto Empedocle per la trasmissione televisiva di sabato e domenica Mezzogiorno in Famiglia. Sì, è già qua la troupe della Rai per le riprese. Quale sarà il leitmotiv della puntata? Ma no, niente, più che altro è un lancio turistico per quello che è il nostro paese, si faranno vedere le bellezze del paese e anche un po' della sicilianità, il fatto dei due scrittori così importanti come Pirandello e Camilleri, le ricette tradizionali, tutto quello che di bello abbiamo noi lo metteremo in vetrina, e poi ci saranno i giochi dei nostri ragazzi empedoclini, il famoso gioco per le mele, una cosa leggera. Io dico sempre che a Porto Empedocle c'è tutto. Ci sono tanti problemi, ma altresì ci sono delle opportunità e delle bellezze straordinarie, un paese veramente da valorizzare. Di recente abbiamo avuto la questione del FAI con la scoperta, la riscoperta e la riproposizione della stazione museo, insomma c'è tanto da lavorare, ma sicuramente è il punto di svolta, io dico, finalmente possiamo guardare al futuro con maggiore serenità, sempre che ci sia ancora io, poi non so, posso dire per quel che mi riguarda, per altri non posso mettere le mani sul fuoco, ecco.